Francesco Crocco, capitano della nazionale italiana Under 19, dopo la bella prestazione contro la Spagna, oggi contro la Francia non avete bissato, l'unica cosa che avete bissato è la sconfitta. Ma sì, oggi non c'è molto da dire. Avevamo anche preparato la partita bene. Questo pomeriggio il mister ci aveva anche spiegato molto bene come affrontare la partita, come impostarla, ma semplicemente è mancata una cosa che viene molto prima, l'atteggiamento, la fame, voglia di vincere, anche un po' la solidità del gruppo. Dopo sappiamo che siamo una squadra che soffre un po' se non riesce a, impostarsi subito, a diventare protagonista. Abbiamo preso l'1-0, dopodiché abbiamo avuto anche dei tratti in cui ci siamo rimessi a giocare, ma semplicemente è mancato l'atteggiamento oggi. Come si riparte dall'ultima giornata del girone che ormai vi vede matematicamente quarti e che però vede affrontare il Portogallo? Ma intanto oggi si va a dormire, dopo domani col Portogallo io mi aspetto di vedere la nostra squadra che riprende l'atteggiamento che ha avuto contro la Spagna, che sono sicuro che è l'atteggiamento vero nostro, che non si è visto purtroppo oggi con la Francia. Nel cammino di questo campionato europeo cosa cambia da oggi? Ma cambia solo che ci mette un po' le ali, ci fa un po' volare più bassi, dobbiamo restare più umili. Forse dopo questa partita dopo la partita della Spagna, pur avendo perso, ci eravamo un po' gonfiati, ci eravamo un po' eh, Illusi. illusi. Sì. Ok, grazie.